troviamo sul galleggiante San Giorgio, storico galleggiante della Tevere Remo, 100 anni di storia, 100 anni di età, e siamo sotto Ponte Regina Margherita, di fronte a Passeggiata di Ripetta, dove c'è la nostra sede principale. Sul Tevere per la quarta edizione del Cicchetto del Canottiere, promossa dall'associazione sportiva Rosa Remo di canottaggio, composta da donne che hanno avuto tumore al seno. Per ricordare al mondo le persone che vivono con una disabilità, per portare alla luce tutte quelle criticità che oggi ne impediscono la libertà. Con un atleta olimpico però. E con un atleta olimpico, e questo è un grande onore, un grande onore. Sia un'attività importante per diffondere appunto il canottaggio come tema di prevenzione per le donne, il tumore al seno delle donne. Poi c'è anche il tema della disabilità sociale, quindi disabilità sul posto del lavoro, che è importante. Il canottaggio è una pratica sportiva perfetta per chi ha questa malattia, per combatterla. Nella pratica oncologica è stato anche dimostrato che permette di ridurre le recidive di tumore al seno. Questo deve essere assolutamente divulgato. E inoltre abbiamo unito il tema della disabilità, perché in Italia ci sono oltre 13 milioni di disabili e 1 su 3 sono in condizioni di povertà, e questo non può succedere. Una festa per raccogliere fondi per la nostra associazione Rosa Remo, che è un'associazione che fa fare lo sport alle malate di cancro, in particolare il tumore della mammella, e quindi è una grande festa. Celebriamo la vita, brindiamo sul fiume e permettiamo a tante donne che non possono di fare sport, e brindiamo, ma brindiamo la vita.